Ciao ragazzi, benvenuti nel regno della Verza Moretta, il che significa che oggi sono a Veronella, in piena raccolta, perché questa, a cavallo tra l'autunno e l'inverno, è la stagione in cui i campi si tingono di viola. Significa che la Verza Moretta è pronta. Una coltura importante, antica, e infatti i gesti che gli agricoltori stanno facendo sono esattamente quelli che facevano i loro avi almeno 150 anni fa, ma anche prima, perché la storia si perde un po' nella notte dei tempi. La modernità ha portato soltanto qualche beneficio a livello di trasporti, di logistica e di confezionamento, ma per il resto tutto è rimasto immutato per questo ortaggio che ha segnato profondamente la vita rurale e agricola di Veronella. E pensate che negli anni del secondo dopoguerra questo ortaggio era un po' caduto nell'oblio, sacrificato alla maggiore redditività di altre colture. Ma da 10 anni a questa parte, questi agricoltori, grazie alla loro caparbietà, hanno riscoperto i semi, li hanno reimpiantati e hanno riavviato una produzione interessante, al punto da far entrare questo ortaggio nel 2013 nell'albo ufficiale dei prodotti tipici agroalimentari del Veneto. Perché crederci ancora, Simone, nella Verza Moretta? Ma perché è un prodotto storico, non è come tanti prodotti che recentemente si sono fermati, ma solamente per un discorso, diciamo, commerciale. Questa verza qua è un prodotto antichissimo. La mia famiglia la coltiva da generazioni. Quindi c'è un orgoglio anche. Sì, c'è anche un orgoglio, molto. Cioè, è un prodotto talmente secolare che non deve essere dimenticato. Ha sfamato generazioni e generazioni di famiglie qui in provincia di Verona, ma anche in Veneto. Non dimentichiamoci che questa verza fino a qualche decennio fa veniva esportata in tutto il nord Italia, ma anche nel nord Europa. Poi sono sopraggiunte altre culture come il radicchio, che valeva di più, era un po' stata abbandonata da noi stessi agricoltori, purtroppo, Certo. per non dirlo. Ultimamente si è visto che questa è molto più buona di altre varietà, e allora la gente sta un po' anche riscoprendo in cucina. Quindi avrà un futuro. Secondo me sì, perlomeno ci spero, insomma. Non bisogna dimenticare queste cose antiche. Non parlo solo per la verza, ma un po' per tutte le culture antiche. Certo. Perché proprio Veronella? Ci sono delle condizioni particolari per cui questo ortaggio viene bene? Allora, una volta qua scorreva l'Adige e nel corso dei secoli ha depositato il giusto mix di minerali per questo tipo di verza. Quindi il sapore che ha questa verza non lo troverete in nessun'altra verza al di fuori di questo territorio. Se noi stessa verza la piantiamo anche a 10 km di qua con un diverso mix di minerali e di depositi, il sapore cambia. Per Veronella la riscoperta della Verza Moretta è concisa anche con un risveglio di una certa vita sociale. Perché pensate che da alcuni anni a questa parte, in questo periodo era diventata una tradizione la festa della Verza Moretta, che quest'anno purtroppo a causa del Covid non si può tenere. Ma la verza c'è ancora e soprattutto nelle cucine questo ortaggio si continua a preparare in 1000 modi diversi, con ricette antiche e anche con ricette rivisitate e ammodernate. Ma di tutto questo vi parlerò in un altro servizio che pubblicherò nei prossimi giorni, perché sono andato proprio a curiosare nelle cucine delle famiglie veronellesi ed alcuni professionisti per capire l'impiego che questo ortaggio può avere in cucina. Al lavoro sul campo seguiva quello sull'aia, dove si procedeva in genere con la pulizia della verza, con un confezionamento anche molto, molto basico, per poi essere prese e trasportate ai mercati. Come venivano trasportate? Venivano trasportate in questo modo, con le saccare, che sono queste piccole girlande fatte di 5 pezzi di verza. E qui c'è l'esperto, un amico che rincontro con grande affetto molto volentieri. Mario, il mastro Sacao. Sei tornato qua, Mario? Tornato da 100 metri da qua. Sì, si sempre sta qua. E cos'è la sta terra qua a partire? Abita a mia vita era.
mi qua veniva a rani, veniva a pescare, faceva tutto mi qua, a passarete, a gnari, se io si dei gnari, mago, ecco, gnari. E quante sacare ti ho fatto nella tua vita? Maria, vai cari. In parecchiano 60 o anche 100 era sera in Italia di questi qui. E li vendivo tutte. Era mia ora il naido, era mia le borsette. E ora le donne era fino a saccare, non so adesso chi si ricorda che perché non mi pimenti erano 50 centesimi, era mia euro l'ora, era il franco. E ora a casa qualche giorno in Turin anche 7-8 saccare, perché dopo faceva più freddo, le attaccava sotto i porti e le durava un mese e mezzo. Io avevo verde, importante le verde e verde. Alla sera in Italia, dopo si impirava col triverin, si faceva il buso col triverin e si metteva 5 verdi e veniva fuori a saccara, era saccara di una volta. Che serviva per trasportarle le verze, no? Sì, poi dopo si andava al mercato, la mattina col cavallo, sul carretto, varietà di quelle quarte lì, ma faceva freddo ora, non come adesso, non come adesso così. E quanti viaggi ti ho fatto, Mario? Aspettina, un viaggio 2 settimane, un viaggio 2 settimane facevo, un viaggio 2 settimane. E dove andavi tu? Così no. Siamo un faccio, suave e l'unico. I paesi più rossi che si vendeva meglio. I paesetti che avevi qualcosa, i paesetti poco. Che vita era la Mario? Ah. Che vita era quella lì, Mario? Bella. Faticosa Bella, ma bella. Bella. Perché era la bella? Perché era anche dopo la soddisfazione che quando avevo fatto il giro, mio povero padre mi pagava un gotto di vin brûlé. Dei vin brûlé, mi pare il miglior del mondo, senza skate, perché mi avevo mai visto, senza skate. E era mia ed ora i giocatori come adesso. Fai biscotti? Tanto per fare biscotti che vuol mia verde grosse. La misuretta è che sta qui, perché la verde grossa, mettendola dopo in acqua, riesce a ciappare la scottatura giusta. E ora questa è una ciuppetta perché è stata tagliata in 4 tocchi, una ciuppetta, invece questa è la cioppa, è mezza verza, perché si vende a ciuppette e a cioppi. Adesso vi dico loro come si fa lino. Ecco. Così così, l'acqua che è bene, questo l'acqua bollì, così. E si mette insieme alla baracca a sudare. Cioè il tempo era un sospiro. Un sospiro. Che ora le faceva ora le ciappare e le scottature, però le veniva in pappa e restava bene soldi. Quando dopo si mangiava, le era il dente, le era buoni. Ecco, questo era il procedimento per avere dei biscotti per mangiarli fino agli ultimi di maggio, perché era mia i freghi una volta. Si conservava la roba in campagna come avveniva con i vedotti di legno. E quindi dopo la scottata cosa si faceva? Si metteva dentro sui vedotti di legno. Così? Sì, così con sale e l'azedo. E dopo si assava lì dai 20 ai 40 giorni prima da vedere a mangiare, perché le veniva pronte, che voleva che i giorni lì, insomma, perché venisse pronte. E dopo per quanto tempo si poteva mangiarle? Sì, a fine maggio. Ah, però. Sì, un po' che uno, era tante famiglie ora che da sé in giardino di chi vedotti più finì. Quante volte tu mangiavi, Mario? Quante vite a quintai, tante verdi.
Miss Verza Moretta, eccola qua, al secolo Giulia. Era Andrea, perché qua non manca niente, non che sarà la festa, ma tutto il resto sì. Certamente sì. La festa non c'è stata, però noi ci siamo, sempre pronti per fare la festa della Verza Moretta. Eccoci qua, la Proloco di Veronella. Che poi è una festa che non ci sarà come evento, ma è una festa che si gode tutti i giorni, soprattutto in questo periodo dell'anno, qui a Veronella. E il prossimo video, quello che faremo tra qualche giorno, vi farà capire che cosa vuol dire cucinare questa verza nelle loro famiglie. Che sorprese che sarà, Andrea? Penso abbastanza forti, perché avremo tutti i piatti della tradizione a base di verza. Ragazzi della Proloco, opportunamente distanziati causa Covid, lo facciamo un applauso alla Verza Moretta e a Miss Verza Moretta che è qua.